Buongiorno, oggi siamo a Levanto, più precisamente nel laboratorio del pesto. Qui accanto a me c'è Monia, che è una produttrice locale e oggi ci racconterà un po' la sua storia. Allora Monia, buongiorno, raccontaci un po' di te. Dunque, ci troviamo nel negozio di tradizione della nostra famiglia. Hanno fondato questo negozio mia mamma e mio papà, Marco e Luigina, nel 1976, quindi diciamo io posso solo dire che sono proprio nata in questo negozio. Io sono cresciuta qui e ho portato avanti quello che è la tradizione che abbiamo sempre avuto, che è quella del prodotto tipico. Sicuramente la cosa per la quale siamo più famosi è il nostro pesto fresco. Il pesto fresco che produciamo con basilico DOP, pinoli prima scelta di Pisa, parmigiano reggiano, sempre in 30 mesi, non utilizziamo il pecorino ma solo un parmigiano reggiano un pochino più delicato, e aglio sempre senza anima, che è quella che tutti dicono che non riescono a digerire bene, e olio extravergine del territorio, anche questo è un olio bello leggero e delicato. Esattamente, allora quindi il focus diciamo delle vostre attività, della tua attività è il pesto. Poi che altri prodotti sempre del territorio ci proponi per i clienti? Dunque, un'altra salsa sicuramente molto famosa qui in Liguria è la salsa di noci. Quella si presta con la pasta con i panzotti, invece il pesto, la pasta decisamente migliore, sono trofi e crossetti, questa pasta di cui tutti parlano, e le trenette. Poi abbiamo, che non si può dimenticare, l'acciuga, un altro prodotto decisamente tipico, sia sotto sale che in olio extravergine, olivetta Jasken, per fare un bel coniglio alla Ligure, un bel aperitivo, e olio extravergine, tutti i vini che puoi vedere, limoncini e shakedra. Quindi il turista può acquistare il tuo prodotto su internet e so anche che però il turista può anche provare delle esperienze nuove più da te. Esatto. Cosa proponi? E dunque noi facciamo dei corsi di pesto al mortaio, questa è Giorgia che si occupa nell'altro negozio, quello di Corso Italia, e è molto carino perché effettivamente il turista riesce ad immergersi in quello che sono le tradizioni, ha modo tanto di assaggiare tutto quello che sono i prodotti tipici e crea proprio il suo pesto con il mortaio, e assaggia quello che è il vino locale, assaggia il limoncino. È veramente un immergersi in quello che è la nostra storia, la nostra realtà. Il nostro territorio. Grazie mille Monia per averci raccontato la tua storia e soprattutto per averci fatto assaggiare i tuoi prodotti. Grazie mille a voi.